Colpo di scena, il governatore più amato d'Italia non è più il presidente leghista della regione Veneto, Luca Zaia. E questa, vista l'abitudine maturata da Zaia ai record nelle urne e nei sondaggi, è una notizia centrale fra quelle offerte dal Governance Poll 2023, il monitoraggio sull'apprezzamento degli amministratori locali che ogni anno Noto Sondaggi effettua per il Sole 24 Ore. A superare Zaia è il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, esponente di spicco del PD. I numeri parlano chiaro: Bonaccini 69% dei consensi, Zaia un gradino sotto con il 68,5, era al 70% lo scorso anno. A completare il podio, ma questa non è una sorpresa, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, anch'egli leghista, che si ferma al 64%. Analizzando politicamente il sondaggio, emerge come il governatore dell'Emilia-Romagna sia stato indubbiamente premiato dal ruolo di primo piano nella risposta all'emergenza alluvione. Per molti analisti, il calo di Zaia sarebbe invece riconducibile alle problematiche relative alla sanità veneta.